Negli ultimi giorni si sono registrati ben 6 casi di tentate truffe ad anziani tra i comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, sventate grazie all'iniziativa delle vittime che hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112 dei Carabinieri. Le persone tra gli 80 e i 90 anni hanno ricevuto telefonate da un uomo presentatosi come maresciallo dei Carabinieri, il quale, dopo aver prospettato il coinvolgimento dei figli in un incidente stradale, ha richiesto ingenti somme di denaro, gioielli da consegnare a dei loro incaricati per evitare conseguenze giudiziarie e quindi l'arresto. In alcuni casi, quando le vittime non erano sole in casa, l'interlocutore, per apparire più credibile, ha invitato il coniuge presente a recarsi presso la vicina stazione dei Carabinieri. L'espediente è utilizzato per allontanare i parenti conviventi dall'abitazione e agire in quel momento per la sottrazione del denaro quando la vittima è sola, cercando di mantenerla in costante contatto telefonico, impedendole così di comunicare con l'esterno. In questi casi la chiamata alla centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri ha consentito di impedire la truffa e avviare subito le indagini. L'informazione si presenta quindi come uno strumento fondamentale per prevenire le truffe e tutelare le fasce più vulnerabili. Il Comando Generale dell'Arma recentemente ha anche diffuso un video realizzato con un testimone d'eccellenza che è appunto l'attore Lino Banfi, con l'intento di raggiungere un pubblico sempre più esteso. Il Comando Provinciale di Agrigento continua la sua azione di sensibilizzazione non solo in favore delle persone anziane, ma anche dei più giovani, che possono così contribuire a diffondere ai familiari i consigli per difendersi. Gli inviti più importanti: non aderire a richieste telefoniche di denaro, non aprire la porta a sconosciuti, contattare immediatamente il 112 anche per un solo e semplice consiglio.